Eder McPallister. Pubblico di Eder McPallister. Mentre il caso Resinovic resta una mina aperta sul tavolo della procura e dell'opinione pubblica, nelle pieghe laterali della vicenda continuano a scorrere procedimenti collaterali, che però dicono molto del clima che circonda Sebastiano Visintin. Uno di questi si è chiuso con una parola che in tribunale pesa come un macigno e come una liberazione: archiviazione. Che cosa è stato archiviato e perché conta? Il punto di partenza è una querela per diffamazione presentata dagli ex vicini di casa di Visintin, Salvatore Nasti e Gabriella Micheli. Il fascicolo nasce da alcune dichiarazioni rilasciate dal marito di Liliana Resinovic in ambito televisivo in un arco di giorni ben circoscritto, tra il 17 e il 20 gennaio del 2025. Il giudice per le indagini preliminari di Trieste, Manila Salvà, ha disposto l'archiviazione del procedimento. Non è un dettaglio tecnico per addetti ai lavori. Archiviare significa che per quel segmento specifico e per quelle frasi l'iter penale non prosegue verso un processo. In altre parole, quel binario si ferma lì. Il cuore della decisione: frasi dubitative, non accuse. Il nodo è tutto nel significato attribuito alle parole. In particolare, il giudice legge alcune espressioni di Visintin come frasi di dubbio e di stupore, non come accuse rivolte a terzi. C'è una frase, tra le più discusse, pronunciata il 17 gennaio, in cui Visintin si domanda che cosa ci facessero Nasti, Micheli e Claudio Sterpin in un luogo specifico dell'area dell'ex OP, il posto delle fragole, cioè in prossimità del punto in cui il giorno successivo sarebbe stato recuperato il corpo di Liliana. La chiave della motivazione per come viene ricostruita è questa: quel tipo di domanda viene interpretato come interlocutoria e autodiretta, un ragionamento ad alta voce dentro una vicenda anomala, non la costruzione di un addebito diffamatorio. Il giudice in sostanza valuta che Visintin non stia imputando a quelle persone un fatto determinato, ma stia manifestando l'incredulità e la fatica di spiegarsi una coincidenza, dentro un caso che da anni è un intreccio di sospetti, narrazioni contrapposte e dettagli apparentemente minimi che diventano enormi. Le parole del 20 gennaio, soldi, conoscenze e deduzioni. Secondo la stessa ricostruzione, archiviazione anche per quanto detto il 20 gennaio 2025. Qui il tema si sposta sui risparmi di Liliana. Visintin afferma di conoscerli e si interroga sull'eventuale esistenza di ulteriori somme che altri, proprio perché frequentavano la casa, avrebbero potuto vedere. Anche questo viene letto come una deduzione logica e come una constatazione priva di intento diffamatorio, non una frase costruita per ledere la reputazione dei querelanti. Il percorso del fascicolo: richiesta del PM, opposizione, esito. Sul piano procedurale, la richiesta di archiviazione era stata avanzata dal pubblico ministero il 7 febbraio. I querelanti avevano presentato opposizione ad aprile. L'esito poi è arrivato con il provvedimento di archiviazione. Dal lato della coppia Nasti-Micheli viene riportata la posizione del loro legale, l'avvocato Francesco Mazza, che si dice sorpreso e richiama un orientamento giurisprudenziale secondo cui anche le affermazioni dubitative possono integrare diffamazione. In pratica, la difesa dei querelanti contesta la lettura innocua di quelle frasi e sostiene che il perimetro del reato possa includere anche insinuazioni formulate come domande. Il contesto più ampio, altri procedimenti e l'inchiesta principale. Questa archiviazione non esaurisce il fronte giudiziario collegato alla diffamazione. Viene indicato che è già fissata per l'8 maggio un'udienza relativa a un altro procedimento sempre per diffamazione, ancora legato alla stessa coppia. Nel frattempo resta il piano centrale, l'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovic. Visintin in questa fase è indicato come indagato per omicidio e parallelamente proseguono accertamenti e attività tecniche. In particolare vengono richiamate perizie e approfondimenti su una quantità significativa di oggetti, inclusi coltelli sequestrati. Dentro questo scenario la cronaca aggiunge anche un elemento esterno all'indagine che ha alimentato discussione: lo studio sulle formiche presenti sul corpo, con l'osservazione che alcune specie possono intervenire rapidamente, circostanza ritenuta da alcuni incompatibile con l'idea di una permanenza prolungata del corpo nel luogo del ritrovamento. È un dettaglio che nel racconto mediatico del caso diventa subito un grimaldello interpretativo, anche quando gli atti giudiziari seguono tempi e criteri molto più rigorosi.
La giunta dal campo, Eder a Trieste, l'ex OPP e l'incontro con Visintin. Ed è qui che entra in scena Eder McPallister. Oggi a Trieste non soltanto per seguire la traccia Resinovic, ma anche per un esperimento all'ex OPP, in un passaggio che unisce cronaca e osservazione sul territorio. Durante questa trasferta, Eder ha cercato un contatto diretto con Sebastiano Visintin, con l'idea di raccogliere qualche dichiarazione in una sorta di intervista, asciutta e senza teatro, concentrata sul dato concreto. Ed è stato proprio Eder a comunicare a Visintin la notizia dell'archiviazione del procedimento per diffamazione. La reazione, per come viene riferita, è stata di evidente sollievo. Visintin si è detto alleggerito, come se si fosse tolto di dosso un peso ulteriore, un problema parallelo che si somma a tutto il resto. Non solo, Visintin avrebbe anche espresso una speranza precisa, quasi pratica, più che emotiva, che non ci siano altri procedimenti simili aperti. Ma nello stesso respiro avrebbe ammesso di non esserne certo. Ed è proprio per questa ragione che, sempre secondo quanto riferito, domani incontrerà i suoi avvocati Paolo e Alice Bevilacqua per fare il punto, verificare lo stato di eventuali altri fascicoli e capire se esistano ulteriori strade giudiziarie ancora in corso o potenziali. Nel corso del viaggio a Trieste, Eder ha inoltre parlato a lungo con Fulvio Covalero e con Silvia Radin. Un confronto esteso, utile a fissare non solo i passaggi dell'archiviazione, ma anche il modo in cui questi procedimenti laterali si incastrano nella narrazione complessiva del caso, tra attriti personali, letture pubbliche e ricadute mediatiche. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.